Cosa significa fare politica con la P maiuscola? È innanzitutto dare una disponibilità per gli altri, è leggersi e leggere l'altro all'interno di una società e leggere la società, il contesto cittadino, il contesto regionale e nazionale come il luogo in cui poter realizzare se stessi e quindi un proprio bene e un bene comune, perché il bene di ciascuno dipende dalla realizzazione di beni più grandi che riguardano tutti. La gioia che provi quando riesci a fare qualcosa per il prossimo ti ripaga di tutti i sacrifici anche personali che la politica ti impone, ad esempio quello di sottrarre spazio alla propria famiglia e alla propria vita privata, però ribadisco ne è valsa la pena. Insomma. Un consiglio pratico per un giovane? Ecco, il suggerimento che darei è quello di andare ai consigli comunali, parlare del proprio territorio, della propria comunità, delle cose che si fanno, delle difficoltà che ci sono, per poter poi formulare un giudizio anche più consapevole. E chissà che qualcuno magari non si appassioni e poi insomma, si avvicini e domani possa ricoprire ruoli di rappresentanza come io ho avuto la fortuna di fare. Insomma. Cosa hai imparato ad alcuni mesi dalla tua elezione in Consiglio Comunale? Le cose che ho imparato in realtà sono tante, sia anche prima della mia elezione, perché ho imparato cosa vuol dire fare una campagna elettorale, cosa vuol dire partecipare poi il giorno delle elezioni e poi tutto il processo che c'è dopo, l'insediamento del consiglio, le regole di un consiglio comunale e soprattutto la conoscenza di una macchina comunale. È un bel compito, sto imparando a fare questo compito al meglio, diciamo. L'incontro con l'altro, la possibilità di entrare nelle storie, nelle vite, di cercare di trovare le risorse nostre, loro, per risolvere i problemi, è stata una cosa nutriente, una cosa arricchente, faticosa ma sicuramente arricchente. Credo di aver guadagnato di più di quel che ho dato. A un giovane che cosa consiglia oggi che volesse davvero mettere le mani in pasta per il bene degli altri? Di occuparsi degli altri a tutto campo.